I negri stessi si mangiavano pure la carne maiale perché la fame era per tutti. Ho fatto questo discorso, poi c'è stato tante leone, uno ci rispondeva, ma aspetta, poi sono andato a finire nello Quindi stesso... eravate a Gondar in Etiopia? In Africa, sì, in Etiopia, in Gondar. L'ultima Poi bandiera sono mai state, nata, 27 novembre poi 1940. sono state prigioniere sia il generale che lo Stato, sono state insieme, ci diceva lui, l'ha conosciuto, ci ha detto disgraziato, dovevo fucilarti, se ti vedevo, diceva, ma fatto finta che non l'ha visto. Ah, e ho due la volta avevo letto più cotto di quanto era io. L'ambalaggio. All'ambalaggio, l'eroe dell'ambalaggio. E poi come finivo? Dopo che vi dite in questa maniera, dove siete andati? C'era un mio collega No, attaccato, l'America Sacca, prigioniero Dove? nel Sudafrica. Imparò l'inglese? O Sud Rhodesia? Sudafrica. Era il bersagliere. Ah, allora Mimmo Saccà, che era vigile sanitario, comune, aspetta, che stava allora erano all'ETC. 250.000 lì. Ah, Aspetta, come si chiama? A Belfronte. No, io no, sono stato in Sud Rhodesia. No, non sono stato male, io vado a pallone. ah, dove va bene, ma mi passi in Kenya, sofferenze, mi passi fisico, ero 11-7, 11-9, nel Reggio Corpo Truppe Coloniali in Libia, soldato di leva. Mio padre Non è che era 25, 26. no. Mio padre era del 1896. La guerra 15-18. Si è fatta la guerra del 18. Poi è finita, era finanziere. Il primo colpo a Battero, Regno d'Italia. A Battero Idri, il finanziere fuori. Reggio Corpo della Guardia Finanza. Per finanziere, però come se finita la guerra è venuto qui, ma come si voleva sposare se n'è andato via e così è diventato muratore, minatore. Era 28 anni c'era allora, nel limite dell'età. 32. Senza due puoi buttare a senza. Io 32, ci sentivo dire 32. Sì. Bene, poi lui dove è andato? Poi è andato alla seconda guerra, è andato volontario. No, non è andato volontario. Richiamato. No, nemmeno, è andato Lavoratore. come lavoratore. Poi sapeva di essere fascista. No. Dove è andato? È andato a Smara. Ah, da Smara. E mi pare sbarcato a Smara. Sì, ma era... Non era, se pigliavano un lavoratore, lei era a Misaulo, che pigliavano a lei, non ci dicevano la testa del partito fascista. Ma comunque è andato lì. È andato là, lavoravano, fecero stadi, scuole, municipi. Mio padre ha avuto una visione, ha comprato un terreno nella strada che andava A piede? No, all'ospedale 78 del militare italiano, una cosa. E se ne è rimasto. Però poi... negozio, su cosa? No, l'ha venduto per un pezzo grande, lui ci ha lasciato un angolo, comunque ha messo una baracca e dormivo io, vicino a stanza aspettavamo scappare, un'altra aspettavamo un bere e un'altra così. Era la politica giusta di Mussolini. Aspetta, perché noi davamo lavoro agli altri. Aspetta, però quando poi il 38 ci ha chiamato a noi, quando noi a parte l'appartamento nostro ci avevo 14 anni. C'erano il profugo d'Africa. No. C'è il profugo d'Africa. Sì, c'aveva come si chiama? C'avevamo quello che usciva. Sai quanto prendeva mio padre d'affitto? Quando 1000 lire al mese, ne prendeva 800, 900 al mese di affitto, più l'appartamento dove siamo andati a fare noi. Poi Mussolini aveva una politica di integrazione, lei che faceva per dire un muratore, si pigliava un giovane e ci faceva l'aiuto, chi che era scarpato si pigliava un giovane e ci insegnavano il mestiere, arte. Ma poi ho avuto una disgrazia io, che mi resero 450.000 lire di liquidazione. 66.000 lire a me pare. 400 io lavoravo nelle ferrovie. Perché volevano i documenti originali, poi invece fecero l'atto di notorietà. Dopo che liquidarono a me padre, fecero l'atto di notorietà. Che facevo che io però avevo una lettera d'assunzione che ce l'aveva mia madre, disgraziatamente, che mi avevano assunto qui il Ministero degli Esteri. No, e mi desero una liquidazione così. Anzi, andai al distretto militare per regolare la posizione. Sai che fecero questi? Mi mandarono a Cattolina e a papà militare.